Il rinnovo degli organismi legislativi del Veneto e del Presidente della Regione avverrà nel prossimo autunno e non nella primavera del 2026. Si voterà quindi tra ottobre e novembre 2025 e non nella primavera del 2026 come sarebbe stato possibile applicando la finestra prevista dalla legge elettorale regionale. Il Consiglio di Stato si è espresso nel parere richiesto dal Veneto sulla normativa applicabile per le prossime elezioni. La data di svolgimento delle consultazioni elettorali degli organismi regionali, affermano i giudici, deve in ogni caso risultare conforme alla durata degli organi elettivi stabilita dalla legge statale. La norma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale, un parere che pone fine alle indiscrezioni su un possibile slittamento delle elezioni nella primavera del 2026, parere che era stato appunto richiesto dal governatore Luca Zaia per chiarire se le convocazioni dovessero avvenire secondo la norma nazionale o slittare appunto tra maggio e giugno del 2026 in base alla legge elettorale veneta. Il Consiglio di Stato è stato quindi chiaro: la norma regionale non può che cedere di fronte alla norma statale, con essa incompatibile. La data del voto si avvicina e quindi anche i partiti dovranno accelerare le decisioni sul nome dei prossimi candidati alle prossime elezioni regionali venete.